Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in una nuovissima live inside. Ho il super piacere di avere qui un coach, il suo atleta, ci parleranno dei loro grandi traguardi, Lele Ricotti e Luca Talento. Ciao ragazzi. Ciao a Ciao a tutti, tutti, ciao ragazzi. grazie dell'invito. Tra l'altro è la prima volta che faccio un podcast in veste da coach, è un evento. È un È evento, un è la prima evento. volta in veste da coach di Lele. Io, come detto, conosco già Lele, ma non conosco te. Ti chiedo un pochino di parlarmi delle tue origini, del tuo rapporto un po' come sei entrato in sala pesi. Sì, allora innanzitutto ci tengo a ringraziarti per l'invito e ti dico un po' come è iniziato il tutto. Allora, io ho sempre giocato a calcio, quindi non ero mai entrato in sala pesi. Sono sempre stato un po' appassionato, diciamo, del mondo bodybuilding per riuscire comunque ad avere un po' più di massa muscolare, ma l'ho sempre associato, diciamo, un po' alla funzionalità sempre nell'ambito calcistico, quindi diciamo l'idea un po' di fisico di Cristiano Ronaldo, no? Come un po' Mhm. tutti diciamo. Però dal momento in cui mi sono poi infortunato al ginocchio, mi sono rotto il legamento crociato anteriore, mi hanno operato e quindi sono stato poi dopo subito costretto a entrare quindi in sala pesi per avere di nuovo la massa muscolare per poter iniziare a giocare. Già che c'ero, ho detto vabbè, ma perché non iniziare anche a fare altro, no? E quindi oltre ad allenare le gambe, sono andato anche un po' più sulle spalle, sulle braccia, sulla schiena, quindi ho iniziato un po' a mettere su anche massa e vedevo che crescevo abbastanza rapidamente, senza avere chissà che comunque nozioni, no? Certo. E da lì in poi, diciamo, ho detto, vabbè, ma perché non posso iniziare anche ad introdurre, no, degli allenamenti un po' più sulla massa muscolare, quindi per cercare di avere un po' più di ipertrofia. Ehm, Da lì poi, ecco, sono riuscito a mettere su un bel po' di massa, ho visto che comunque nell'ambito calcistico questo infortunio mi aveva un po' condizionato e pian piano, diciamo, ho abbandonato il calcio nonostante rimanga una delle mie passioni ancora oggi. E niente, da lì in poi quindi c'è stato poi il Covid. Col Covid io avevo iniziato ad allenarmi che era più o meno settembre, poi a gennaio c'erano chiusi i battenti e quindi da lì in poi non potevo più andare nelle palestre. Così mi sono attrezzato facendo ripetizioni, mi sono messo dei soldini da parte e mi son comprato una panca, 2 manubri e una sbarra per far trazioni e durante il Covid poi andavo tutti i giorni, sia mattino che pomeriggio, ad allenarmi. Quindi perché io poi studiavo, perché sono laureato in economia e commercio, quindi Ok. facevo la mia didattica a distanza, quindi al mattino facevo lezione, mi andavo ad allenare, dopo mangiato studiavo e poi tornavo di nuovo ad allenarmi perché non sapevo cos'altro fare, quindi mi allenavo praticamente sempre, di continuo tutti i giorni. E vedevo che comunque con quelle poche nozioni che ero riuscito comunque a rubare tramite YouTube, Instagram, eccetera, eccetera, vedevo che comunque riuscivo a crescere molto rapidamente. E da lì pian piano quindi poi hanno riaperto le palestre e mi sono poi iscritto in palestra e finché non sono arrivato, diciamo, al mio limite, mio, diciamo, in base alle mie conoscenze. E da lì in poi ho detto: "È arrivato il momento di affidarsi a un coach e riuscire a crescere". Quindi io non avevo l'idea di andare subito su un palco, così. Però poi pian piano con il passare del tempo, e vedere che comunque stavo crescendo abbastanza, ho detto: "Vabbè, ma perché non provare?". Allora mi sono affidato a Lele e adesso è quasi 2 anni che comunque siamo insieme, ed è stata una delle migliori scelte della mia vita probabilmente, perché vabbè, io poi Quindi, ho scelto Lele perché dimmi, scusami. quindi Lele comunque è stato il tuo primo e unico coach. Sì, esatto. Corretto, corretto. Infatti Sì, questa era sì. una domanda che, Sì, che sì, sì. vi, che vi volevo fare. Come vi siete conosciuti e quale fu la prima impressione reciproca?
Parti Vabbè, tu, Luca. io dalla mia posso dire che, vabbè, lui è sempre stato un mio punto di riferimento, perché appunto io mi sono sempre allenato comunque da solo, non ho mai avuto, diciamo, proprio il compagno di allenamento, no? Quindi tutte le nozioni che riuscivo a prendere erano da Andrea Presti e da Emanuele Ricotti, quindi io mi sono Certo. basato su loro due. Poi a me è sempre piaciuto il Classic Physique e chi meglio di Lele in Italia può rappresentare questa categoria. E quindi la mia idea appunto era di poi poter salire sul palco, diciamo, da, da appunto Classic Physique e ho detto chi meglio di lei può aiutarmi in questo. Io l'ho poi contattato, mi ricordo che abbiamo avuto la nostra prima call, io ero chiuso in macchina in pausa pranzo tra il mattino e il pomeriggio e ci siamo scambiati un po' due chiacchiere insieme così finché poi non siamo riusciti ad organizzare un allenamento one to one perché deve comunque mi voleva conoscere e indovina un po' cosa mi ha fatto allenare secondo te? No, quindi lui diceva sostanzialmente che vabbè, ci siamo appunto conosciuti quando io ancora collaboravo con il team di Andrea e mi ricordo che chiese appunto di fare questo allenamento, questo one to one, però mi diede libera scelta su cosa allenare. Immagino, Quindi immagino. io il mio test iniziale per tutti è: ok, se vogliono veramente fare i fighi, vediamo se fanno veramente, se sono in grado di fare i fighi. Quindi in Venom la prima volta gambe. E mi ricordo, se non sbaglio, poi al limite mi correggerà, che lui venì in treno e si fece tipo tutto un pezzo a piedi. Sì, Era in Venom, il problema è che poi doveva rifarselo al ritorno. porco E cane. mi ricordo che l'ho demolito, ma perché oltre vabbè, a fare l'allenamento, diciamo, classico, ok, fargli vedere che tipo di intensità voglio che raggiungano le esecuzioni, piuttosto che io lo uso proprio come test Certo, per proprio spingerli per... oltre il limite. Il 110%, perché perlomeno se io li porto al 110%, ovviamente poi so che il resto delle volte non si alleneranno così perché è chiaramente impossibile, però se magari prima si allenavano al 50%, dopo quell'allenamento magari non arrivano al 110, ma a un 70% ci arrivano, quindi già per me è un guadagno da quel punto di vista. Quindi la cosa che mi interessa molto nei one to one, poi dipende anche dalla persona che ho di fronte, ovviamente, se ho un atleta che comunque a livello di schemi motori si sa muovere, che riesce a gestire bene gli esercizi, posso fare un lavoro di questo tipo. È chiaro che se ho un atleta dove devo magari andare a lavorare dei punti calienti, quindi mi interessa più la precisione del movimento, la contrazione, Certo. eccetera, faccio un altro tipo di lavoro. Però con Luca ho fatto proprio questo tipo di lavoro qua e povero è collassato per terra, mi pare dopo 2 o 3 esercizi, una roba del genere, però ha capito effettivamente cosa significava l'allenamento. E poi ripeto, non stiam parlando di una roba a livello di produttività o meno, perché può essere Certo, sì. tranquillamente anche non ottimale arrivare a spingersi veramente così oltre il limite. Però se riesco, una cosa che faccio con i miei atleti, se riesco a costruire dal punto di vista mentale, poi tutto il resto del lavoro in discesa, un po' al lavoro che feci io all'inizio carriera. Ho fatto tante cose che magari a livello fisico e estetico servivano a poco o comunque non mi hanno permesso di migliorare o arrivare al mio massimo potenziale, però mi hanno permesso di arrivare al mio massimo potenziale a livello mentale. Livello Ed è mindset, comunque chiaro. una cosa che fa la differenza, perché poi in questo sport, nel bodybuilding, l'aspetto mentale è una delle cose più importanti, penso che ci sia in assoluto. Quando tu hai la testa sia per reggere
certa intensità in allenamento, sia banalmente per reggere una preparazione lunga, per stare a dieta per tanto tempo, soffrire la fame, la stanchezza, eccetera, puoi anche non avere il piano perfettamente tecnico, preciso, al grammo, eccetera, O ma se lo pensi fai come con me? la giusta mentalità, funziona. Adesso, nel mentre che attendiamo che Luca si riunisca a noi, Lele, ti chiedo che cosa hai visto dal primo istante in lui, cioè a livello sia di struttura che dopo questo tuo, diciamo, come si dice, questa tua prova, no? Provargli la febbre subito a livello di mindset. Allora, hai 2 tipologie di reazioni quando porti l'atleta a quel livello lì: o ti mandano a fanculo o si Sì. innamorano. Generalmente funziona così. Con Luca fortunatamente è successa la seconda, quindi ha apprezzato molto questa roba qua, anzi l'ha, quasi spronato a cercare sempre di dare più. Oh, ce l'abbiam Scusate, Ci fatta. senti? ho cambiato proprio telefono, Ora porto da buttalo via. casa. Perfetto, Allora, rimaniamo così. Stavamo parlando stranamente di te. ecco, spero bene, dai. Bene, bene. Anzi, fai così, racconta tu la tua prima esperienza di gambe, che io l'ho raccontata dal mio punto di vista, però è Io, bello se vabbè, lo racconti tu. io sono curioso di sapere cosa hai pensato, però, perché quello non me l'hai mai detto. Quello poi non so se l'hai già detto, ma quello sono curioso Vai perché parti dalle sensazioni che hai provato. Vai. io posso solo dire che per la prima volta nella mia vita facendo gambe avevo i crampi ai tibiali. Non ho mai, cioè, non so se qualcuno mai non ho mai visto una roba del genere. Però no, è stato, vabbè, innanzitutto emozionante perché quando ti trovi di fronte comunque un campione come Lele e allenarti con lui che comunque cioè io mi ricordo che la cosa anche cioè che mi ha fatto anche un po' non impressione, però che mi ha fatto capire che persona è Lele è che io non ho mai caricato un disco su nessun macchinario. Io sono una persona comunque che cioè, sono molto umile dal mio punto di vista, e quando vedi un campione che comunque va per 3 volte al Mister Olimpia, tu non sei nessuno, vai lì, ti alleni e comunque diciamo non ti fa neanche, cioè io sono andato lì e dovevo solo pensare a dare il massimo ed allenarmi e seguire quello che mi diceva lui. Quindi cioè, per me è stato super emozionante e ho dato il 150% di quello che potevo dare perché volevo comunque fare anche bella figura, no? Per la prima volta Chiaro. comunque che lo incontravo volevo fare anche bella figura, quindi non volevo... poi non so se l'ha detto o meno, ma io quel giorno lì mi ero fatto un mazzo per riuscire ad arrivare perché avevo cambiato 4 treni, pioveva grosso così, me l'ero fatta a piedi e io lì per lì, mentre mi avvicinavo, dicevo, cazzo, ma speriamo che oggi facciamo schiena, facciamo braccia, facciamo Ci petto, speravo. gambe, così ho detto, devo tornare anche a casa a piedi e farmi tutto sotto la pioggia di nuovo, quindi... E tra l'altro però lui è ligure, quindi si è sparato dalla Cavolo, Liguria, è venuto a Bergamo per allenarsi. Questa è una cosa, già questa cosa qua ti hai fatto ti capire. fa capire quanto ci tiene. Cioè io ho ragazzi che, brutto da dire, ma veramente magari abitano a 20 minuti, 20-30 minuti di macchina, mai visti dal vivo. Cioè, è una roba, per carità, io posso gestire, lavoro online e tutto, però questa cosa qua, quando vedi, io c'ho gente che prende voli, prende aerei, prende treni, si spara 6-8 ore di macchina per fare magari 1 ora di allenamento o mezz'ora di consulenza, già da questo gesto qua io capisco quanto una persona ci tiene a tutto il percorso che si fa. Quindi per me già solo il fatto che sto povero ragazzo ha cambiato 8000 treni e tutto per farsi un allenamento, per demolirsi, il pensiero anche poi di tornare a casa
già solo questa cosa qua merita rispetto da parte mia, e quindi Assolutamente. automaticamente so che devo dare il mio 100% in tutto, cioè è quasi un dovere che ho nei confronti di questa persona, perché giustamente come lui mi sta dando tanto, mi sta dando fiducia, sta facendo questo mazzo, io devo ripagarlo in qualche maniera, indipendentemente da quello che può essere il livello. A me non è mai interessato, Luca poteva essere anche uno sgorbio cilindrico, eccetera, ma io non guardo questo quando alleno, preparo le persone, io guardo l'impegno e la passione che ci mettono in quello che fanno. Tu puoi essere un campione a livello genetico, ma se non rispetti il mio lavoro, se vedo che fai il compitino tanto perché non ti vuoi sbattere più un tot, automaticamente per me sei già out. Quindi insomma mi hai già risposto che a livello di mindset avevi già visto in Luca delle potenzialità, a livello di struttura, quindi si parla prettamente di genetica, avevi già visto il potenziale per un buon agonista. Sicuramente non era il Luca di adesso, però a livello di struttura comunque aveva delle gambe buone, aveva già una schiena molto ampia, aveva un punto vita stretto, quindi già diciamo le caratteristiche per un ipotetico classic c'era già. Lui ha solo il discorso del petto che è leggermente indietro, ma è abbastanza normale quando hai un atleta che è molto clavicolare, molto largo di spalle, è difficile avere anche un petto molto denso e molto pieno. Mhm. Quindi diciamo che c'erano dei punti sicuramente sulla quale lavorare. Io spesso ho postato dei prima e dopo di Luca. Sicuramente siamo di fronte a un talento, perché lui c'è anche il cognome. Quindi Di cognome di fatto. diciamo che sì, mi prendo, ovviamente posso prendermi dei meriti per la preparazione, per come è stato gestito, però quando ti capitano comunque atleti di un certo tipo, il mio lavoro diventa veramente molto molto semplice. E quando hai una persona che comunque risponde mediamente bene a tutto e lo vedi che è uno che comunque non fa fatica, l'ho detto anche lui prima, non è un atleta che fa fatica a mettere su muscoli, in più comunque ha quel tipo di struttura, in più ha anche una disposizione di massa grassa molto bilanciata, quindi non ha neanche dei punti magari di accumulo che sono più difficili da Chiaro. togliere. È molto molto semplice in quel caso il mio lavoro. Ovviamente deve esserci l'esperienza, tutto quello che vuoi, deve esserci dall'altra parte l'impegno e il 100% ovviamente dell'atleta per portarlo poi effettivamente a quello che può essere il massimo potenziale. Però se devo dire, se devo essere onesto, è un atleta molto 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 semplice da gestire. Luca, tocca a te. Ti Grazie per le chiedo parole comunque. Grazie. qual è stata una cosa che ricordi che Lele ti ha fatto fare o cambiare, che ti ha fatto, insomma, che hai portato poi dentro di te finora? La cosa più importante forse. Ma, vabbè, di base diciamo ho lui come esempio, quindi diciamo il livello di disciplina e di lavoro che c'è dietro a tutto, che comunque non c'è fortuna, ma c'è comunque il duro lavoro per starci dietro e per comunque riuscire a meritarsi, no? Quel qualcosa di cui uno sogna. Ma di per sé è proprio il mindset nell'allenamento, perché io ero convinto comunque di riuscire ad allenarmi bene, perché vedevo che comunque riuscivo a mettere massa su, però poi quando ho fatto i diversi one to one con lui ho capito che io proprio non sapevo allenarmi, e ancora oggi ogni volta che comunque riesco a avere la fortuna di potermi confrontare insieme a lui in sala pesi, imparo sempre qualcosa di nuovo, sempre delle nozioni nuove, e le cerco di fare sempre più mie, e devo dire che cioè, io ho notato tantissima differenza in quei piccoli dettagli che ho curato insieme a lui, che ho continuato poi a limare da solo, e ovviamente ho visto i carichi salire un sacco, io che sono cresciuto molto fisicamente, e quindi quello diciamo l'allenamento soprattutto, poi vabbè la parte della dieta io era la mia prima preparazione questa, quindi sì,
sapevo, diciamo, a cosa potevo andare incontro a livello di difficoltà, poi ognuno la vive a modo suo, però più che altro quello che ho imparato tanto è la differenza che fa in sala pesi, quello sì, perché quei piccoli dettagli che ho limato con lui e che ho imparato con lui e che ancora imparerò mi hanno dato, diciamo, quella consapevolezza di poter provare a fare sempre, ogni giorno, qualcosina in più, no? E poi ecco, a livello di disciplina c'ho un esempio come lui, cioè, che non voglio deludere, ecco, quello sicuramente. Infatti, questa è una domanda che ti avrei fatto, te la faccio ora. Sentivi o senti tuttora pressione nel soddisfare le aspettative di Lele? Sinceramente no, perché so che Lele di aspettative su di me cioè lui, da come lo conosco io, lui cerca sempre di tirar fuori il meglio da chiunque e io cerco di fare il meglio che posso e quindi io spero di riuscire, ecco, a fargli capire che io do sempre il 100% in qualsiasi cosa che faccio. Per quest'anno l'hai dimostrato, indubbiamente. Sì, però di sicuro che anche lui ha detto che non c'è una grossa mano sua dietro, assolutamente sì, perché senza di lui tutto questo non era possibile, anzi io sono super fiero di avere un coach come lui e sono stato ancora più contento quando ho visto lui che era quasi più felice lui della vittoria della Procard che io, perché io sinceramente non me l'aspettavo neanche, no? Cioè nel senso sì, sapevo che comunque potevo fare bene, però di portarmela a casa così subito no, cioè quello assolutamente no, però non posso nemmeno dire che sono andato lì con l'idea di partecipare, quello non lo posso dire perché su qualsiasi palco dove sono salito ho sempre cercato di avere quella visione, quel mindset di dire oggi la porto a casa, no? Però E io ci ho sono sempre stato... preso prima. Lo Quello è sapevi vero. già tu, Lele? Quello è vero. Io ogni Diciamo volta gli che dicevo, cioè, per batterti deve arrivare un alieno, deve arrivare qualcuno, non lo so, un extraterrestre per batterti. io non lo dico pubblicamente ancora questa cosa, ma io e Lele abbiamo una scommessa. E io non la voglio dire, aspetto che se la vuole dire la dice lui, però tanto Io hai detto che intorno al 20 torni, no? Giusto? Dobbiamo vederci tanto. No, perché la scommessa era, siccome parliamo del percorso che ha fatto a livello di gare, Luca ha fatto un esordio come fosse una sorta di regional in AMBB, dove tra l'altro quando mi ha detto, a secondo era arrivato se non sbaglio, quando era Sì, sì, arrivato sì. secondo, ho detto, "No, devo vedere chi è il primo, cioè, devo capire." Poi abbiamo limato due cose, poi ha fatto Rimini Wellness, ha vinto la Procard, ha fatto il Pro Show, ha vinto, e ha detto basta, adesso andiamo a fare i seri, cioè vinciamola, andiamo a puntare alla Procard quella vera. E ha detto, cioè, se vince al primo colpo due Procard, una di fila all'altra, mi metti in mutande o giro nudo, adesso non mi ricordo. No, mutande, dai, te la faccio in mutande, Mutande. dai. Vabbè. Ho detto girerò in mutande, non mi ricordo dov'è che devo girare in mutande? Nel parcheggio della Mind. Nel Nel parcheggio parcheggio della della Mind. Mind, vero? Non, Che metta- non dite il giorno perché qua ragazzi la gente si presenta, ve lo Esatto. dico. Infatti, secondo me ha vinto solo per quello, cioè, basta, solo perché doveva farmi fare le figure. Sì, sì, sì. Sì, 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 solo per quello. Io tutto per quello era. Comunque per me è veramente assurdo come siate riusciti a bruciare positivamente le tappe, portandovi a casa anche, come si suol dire, le gambe dei tavolini nelle gare. Cioè, si riesce realmente a rendersi conto di questi traguardi così importanti, così ravvicinati tra loro? Cioè, c'è il momento in cui c'è la lucidità di dire ok, abbiamo vinto tutto quello che si poteva vincere. Parto io, parte Luca. Vai Lele. Vai. Allora, sicuramente è qualcosa di straordinario perché
Raggiungere un traguardo così nel primo anno di gare, vincere 2 Procard in 2 federazioni diverse, tra cui appunto la Procard, è qualcosa che pochi secondo me riescono a fare e pochi sono riusciti a fare. A me all'epoca era successo non con la Procard ma con la qualifica dell'Olimpia che vinse la prima qualifica all'esordio da pro. Sì. Ci sono 2 aspetti di questa cosa qua. Allora, sicuramente è una cosa positiva, ovviamente dal punto di vista del risultato e tutto. Dall'altra parte, quello che dico sempre, queste cose mi fanno un po' paura, perché io sono convinto, e questa è stata anche la mia esperienza quando ho preso la qualifica all'Olimpia, che quando arrivi così in fretta, non Sì. dico che perdi di valore, ma è come se non avessi combattuto abbastanza. Io faccio sempre il paragone la mia qualifica all'Olimpia con la qualifica all'Olimpia di mia moglie. Lei, il primo Olimpia per lei è stato qualcosa di incredibile perché quell'Olimpia è arrivato dopo tanti di quei secondi posti, fatica e riprovi e riprovi e riprovi e non vai, e riprovi ancora. Il fatto è proprio di perseverare, questa roba qua è una cosa che dà valore secondo me poi a quello che è il traguardo. Quando ti arriva così in fretta, non dico che perde valore, però secondo me non l'apprezza al 100%. E l'altro aspetto, che è quello che dicevo prima, che mi fa più paura, è che non avendo preso bastonate, quando ti arriva la prima bastonata crolli. Là sei il campione. Perché, ok, va sempre bene, è sempre andato bene, tutto perfetto, ma arriverà, perché arriva per tutti, qualsiasi atleta, anche i più grandi campioni, è arrivata la legnata. E lì la cosa che mi fa paura è che, e qua dovrò essere bravo anch'io, è che magari Luca non la sappia gestire. Non succederà questa roba qua, perché sono perfettamente sicuro che lui sarà in grado anche di gestire questa parte del percorso, però diciamo non arrivi preparato da quel punto di Certo, vista. chiaro. E quindi secondo me, quello che dico sempre, le legnate sono quelle che a me hanno fatto crescere di più in assoluto. Tutte le volte dove ho fallito e l'ho subita tanto, mi son presentato sempre meglio. Tutte le volte dove poi mi sono adagiato, alla fine è arrivata l'altra legnata. Quindi son cose che fanno parte del percorso e secondo me devono esserci e poi ripeto, danno veramente valore al traguardo. Cioè quando poi ci arrivi, cazzo ti sembra un sogno. E come in tutte le cose, quando diventi ricco perché hai l'eredità non ci fai caso, Non dai o quando valore, nasci certo. ricco non hai idea di cosa veramente possiedi. Quando quando per diventare ricco invece hai dovuto lavorare 20 anni, 30 anni di notte, hai preso un sacco di porte in faccia, eccetera, secondo me la vivi in maniera diversa e hai molto più rispetto poi anche dei soldi in questo caso, o comunque hai un approccio mentale sicuramente diverso e secondo me più giusto. 100%. Luca, la tua a riguardo? Sì, io vabbè, sono molto d'accordo con quello che ha detto Lele su tutto. Sicuramente, ecco, realizzarlo, stavo pensando giusto oggi con la mia fidanzata che dicevo, cavolo, comunque è già un mese che ho preso la Procard, no? Così. Però non riesco, cioè, dire che non riesco a realizzarlo, no, perché però lo sto metabolizzando, perché comunque è successo tanto in fretta. Ed erano cose che io avevo solo sognato, davvero, proprio solo immaginato. E quando poi realmente accade, rimani un attimino spiazzato, no? Però sono super contento, sono orgoglioso e probabilmente ciò che mi manca, secondo me, in questo momento è la consapevolezza un po', no? Perché io mi sono sempre visto sempre un po' meno, sempre un po' meno. Però devo su questo su questo sicuramente devo lavorarci un po' di più, nel senso che devo essere
un po' più consapevole, diciamo, del mio potenziale, perché tutto questo comunque non è solo fortuna, ecco, quindi devo essere un po' più, perché io sono molto cattivo anche, no, con me stesso. Stesso, diciamo, il giorno che ho fatto secondo a Milano ero molto contento, ma allo stesso momento, non so se lei se lo ricorda, anche a lui gli avevo detto comunque adesso voglio fare di più, cioè era una spinta in più per poter fare ancora meglio, no? E quindi da quel punto di vista lì non so che tipo di bastonata potrò prendere o se mai la prenderò, se la prenderò, però so per Arriverà. certo che comunque sì, vabbè, ci mancherebbe. Però sono sicuro che sarò più cattivo con me stesso da quel punto di vista lì e ovviamente io seguo sempre cosa mi dice Lele. Infatti anche tanti mi dicono ma come hai fatto? Come non hai fatto? Io ho semplicemente seguito al Ho eseguito. 100% ciò che Lele mi diceva di fare. Esatto, Certo, quindi certo, ho certo. eseguito tutto il piano alla perfezione, per cui sono sicuro che in qualsiasi caso avrò fatto la cosa giusta e so che ho al mio fianco un coach come Lele che mi sa indicare la strada giusta, quindi indipendentemente da tutto io ho sempre dato piena fiducia a Lele ed è andata bene, quindi ecco, farò così. Vi chiedo questo, concentriamoci sul risultato più eclatante che è la Pro Car di Bradford in IFBB, per i ragazzi che non lo sanno. Vi chiedo le sensazioni in posizioni differenti, quindi quella di Lele da coach, che vede il suo atleta trionfare da sotto il palco, e quella di Luca sopra il palco. Quando hanno chiamato il tuo nome, raccontatemi un po' quello che avete provato. Magari Lele era tranquillissimo perché se lo aspettava già, forse Luca un po' di meno. Ah, io ero, mi ricordo ancora, ero mi stavo allenando alla Massad perché ero a Dubai e c'era la diretta, Ah, quindi stai c'era lo guardando la diretta, streaming, ok. Ok. quindi ero in diretta e escono, vabbè, lo mettono al centro e dico no, vabbè, non succede, perché io parto sempre, non succede, è finta, non succede. Mi arriva in quello un messaggio di Ludovico Lemme, Sì. che era lì, che c'era un altro atleta, tra l'altro che gareggiava contro Luca, e mi fa: "Guarda che secondo me porta a casa il tesserino". E io: "Eccola lì che cominciano a tirare". Vabbè, aspettiamo. E poi niente, poi stavo guardando le premiazioni e lui vince la categoria, va all'assoluto è ancora in centro e c'erano 2 atleti che erano molto ben preparati, tra l'altro mi pare che uno fosse quello di Ludovico, tra l'altro che, era all'assoluto anche lui, Sì, che aveva una qualità muscolare pazzesca, ancora meglio di Luca dal punto di vista di densità muscolare proprio, Ok. però la categoria è classic, quindi le linee che aveva Luca, le rotondità, comunque era arrivata a una condizione molto estrema anche lui, quindi le condizioni erano, diciamo, abbastanza intercambiabili. Lui e l'altro ragazzo era un pochino più granitico, ma a livello proprio di pasta muscolare, non tanto di tiraggio. Luca aveva comunque un tiraggio estremo, un tiraggio su glutei non da natural, mettiamola così, e in più c'aveva la caratteristica appunto dello shape che sappiamo nei classici Assurdo. essere comunque una delle cose fondamentali. Quindi è chiaro che poi quando vedi che ha vinto, io ti dico la verità, penso di essere oramai, gioisco molto di più e sono molto più ansioso delle gare dei miei atleti che delle mie. Ci credo. Cioè, se dovessi mettere a confronto magari la gioia di, ma anche banalmente vince mia moglie, o vincono i miei atleti, sono molto più felice rispetto a quando vinco io una gara. Quindi, per me, io mi sono veramente emozionato. Infatti, ho fatto un paio di storie mezzo balbuziente, non lo so, stavo singhiozzando, perché comunque è bello quando comunque cresce un atleta,
A me piace molto poi prenderli da, tra virgolette, zero e Sì, portarli a fare le prime esperienze perché li riesco a costruire, cioè riesco proprio a plasmare come voglio. Quando prendi atleti già che hanno gareggiato o che hanno più esperienza è un po' più difficile perché magari hanno sempre fatto degli approcci diversi, quindi devi acquisire un po' la loro fiducia, quindi poi magari si cambiano qualche cosa perché pensano che no, ma io ho già provato, so che quella cosa famiglia magari non te lo dicono, quindi è più difficile da gestire. Quando invece riesci a formarli dall'inizio, personalmente è molto più semplice per me poi gestirli e farli andare dove voglio. Quindi ero veramente, veramente contento, ma perché poi Luca se lo merita, come dicevo prima, è un ragazzo che si è sempre impegnato, ha sempre dato il 100%, è molto, molto, molto rispettoso e lo si vede anche da come parla, da come si approccia. E queste sono cose che io tengo conto. C'è uno che Luca ha quasi timore ogni volta di disturbarmi o ha quasi, non dico, non è che è intimorito, però lo vedi che è come se fosse, cerca sempre di stare un passo indietro. E questa è una cosa che apprezzo molto in Luca e quindi quando mi vince un atleta così che se lo merita anche per il tipo di persona che è, io non posso che essere sì. solo che felice. Si vede, lo dimostra insomma in tutta la sua umiltà. Chissà che soddisfazione aver fatto felice il coach in quel modo, eh. Sì, quello sì, vabbè. Innanzitutto grazie per le belle parole, coach. Sì, poi soprattutto perché lui non stava passando, diciamo, un ottimo periodo e vederlo comunque felice, cioè quasi con le lacrime, per me è stato stupendo, cioè è bello proprio perché lui è sempre riuscito comunque a trasmettermi, ma penso che lo si veda anche da come parla lui comunque adesso. Ah, ok, era sparito tutto un attimo, scusate. Ecco che Non comunque ti lui vediamo. ci mette il cuore proprio in queste cose e in più ci mette il massimo dell'impegno, anche perché comunque io mi ricordo, adesso non mi ricordo se era la gara di Milano probabilmente, che eri degli Stati Uniti, forse? Che comunque si era svegliato super presto per starmi dietro, per gestire comunque tutti i passi, le ricariche, per il prepalco, quindi voglio ripagare al 100% se non di più l'impegno che ci mette lui, ma non solo con me, anche con tutti gli altri atleti, ecco. E quindi di averlo fatto felice e di aver ricambiato, ecco, la sua fiducia e il suo impegno al massimo che potevo. Farò sempre così sicuramente. E poi vabbè, la vittoria sul palco è stato qualcosa di incredibile. Se posso essere poi proprio sincero al 100%, il mio obiettivo mio proprio personale, che non lo fa neanche Lele questo, perché diciamo quello che mi aspettavo io minimo era di provare a vincerla almeno la mia categoria e provare anche solo a giocarmela la Pro Card. Ho detto a me basterebbe questo, diciamo, no? Anche solo giocarmela. Poi quando ho visto che non mi toglievano più dal centro ho detto qua mi sa che la facciamo grossa e poi alla fine quando mi hanno chiamato non sapevo più come reagire davvero, cioè è stato qualcosa di incredibile, soprattutto perché con me poi c'è sempre la mia fidanzata che mi ha seguito ovunque, che mi dà una mano con la preparazione dei pasti, che comunque l'ho messa a dura prova, perché comunque noi siamo andati a convivere a novembre e io poi a fine gennaio ho iniziato subito la preparazione e quindi praticamente abbiamo vissuto questo primo periodo insieme e lei mi è sempre stata dietro, è la mia fan numero uno, mi segue dappertutto, è quasi più ha l'occhio più lei del mio quasi anche, no? Perché ancora in questi giorni guardiamo le gare che ci sono state, le guardiamo insieme, si sta appassionando anche lei, no? Comunque a questo mondo ed è bellissimo vedere anche lei comunque felice per le mie vittorie
e che viene ripagato, diciamo, tutto il sacrificio che è stato fatto non solo da me ma anche da lei, no? Quindi è stato bello quello anche soprattutto. E poi vabbè, quando vinci quella carta lì ti chiedi ancora se sia vera o meno ancora oggi quando me la guardo lì, perché poi ho la coppa di Rimini, la Pro Card di Rimini, e con tutte le medaglie eccetera eccetera ce l'ho in sala, no? E lei non le vorrebbe lì perché comunque non sono estetiche, però io tutte le mattine me le devo guardare, devo lasciarle lì in sala, voglio vederle tutte le mattine e dargli il Ma lo farei anche buongiorno prima di io, andare a lavorare. Lo farei anche io, una bella scarica di adrenalina, direi. Sì. Quindi no, dai, comunque sono soddisfatto. Ti faccio provare a uscire e rientrare. Lele, ti faccio giusto Sì. le ultime domande che avevi detto che avevi 50 minuti, insomma. Ti voglio chiedere, prima di chiedere un pochino i vostri progetti futuri, ovviamente, l'importanza di essere entrato nelle corde a livello empatico di Luca. Quanto è importante per un coach riuscire a capire l'agonista che si ha davanti? Quando si parla di personalizzazione è questo che intendo il 99% delle volte, nel senso che questa è una cosa che ho imparato ad esempio da Stefan, dal mio ex coach. Lui è uno molto empatico, lui è uno che non va a analizzare solamente quello che è il fisico, la reazione del fisico, ma cerca di entrare un po' più nell'intimità, quindi a capire. Io anche a Luca anche per i progetti, tra virgolette, futuri, abbiamo fatto una chiamata quando era a Dubai circa un mesetto fa, e una delle prime cose sulla quale mi sono interessato è: ok, com'è il rapporto tra te e la tua donna? C'è qualche problema? Pesa lei questa roba qua? Si può andare avanti? Perché, ok, il bodybuilding, ma se lo fai in un ambiente ostile, mettiamola così, non arrivi al risultato. Cioè puoi fare qualsiasi roba, ma gli stress esterni, lo stress esterno conta veramente tanto. È una cosa che tanti sottovalutano, ma il corpo reagisce in maniera totalmente diversa. L'ho provato io 1.000.000 di volte sulla mia pelle. Tu puoi fare la stessa cosa, le stesse preparazioni che hanno sempre funzionato in un ambiente diverso, in un mood diverso, perché sono successe determinate cose e il corpo non risponderà più a niente. Quindi la prima cosa che mi sono assicurato era che tutto funzionasse, che tutto fosse ok, che ci fosse un clima sereno in casa su questo discorso qua. E una volta che io capisco che l'atleta è tranquillo, che la vita sociale intorno a lui è ok, che non ha ansie, paranoie dovute a fattori esterni, allora so che si può continuare la preparazione, altrimenti sono io il primo a fermare l'atleta. Anche se a livello fisico si potrebbe andare, ma se con la testa non sei lì perché stai pensando ad altro, perché altre preoccupazioni, so già che non arriveremo al risultato. Indipendentemente, puoi metterci il 100%, posso metterci io e lui insieme il 200%, non arrivi al risultato che vuoi. Quindi Assolutamente. è veramente fondamentale questo, ed è un'altra cosa che è fondamentale è la fiducia che deve avere l'atleta verso il coach. Se l'atleta ha pienamente fiducia, e questo è il caso di Luca con me, in quello che io dico, anche se il programma a livello teorico può essere una cagata, funziona. Perché quella cosa lì viene fatta al 100%. Se tu fai un piano che è perfetto, che è contato al grammo, alla ripetizione, ma l'atleta non crede in te, allora quel piano non funzionerà mai. E io recentemente mi è capitato che ho detto a un mio atleta di cambiare coach, perché vedevo che ogni cosa che dicevo, non dico che fosse messa in discussione, ma quasi. Quando è così è meglio che si cambia strada, vuol dire che non c'è un muro davanti. Certo, certo. Quindi non ha più senso continuare quel tipo di collaborazione, perché io so già che non si arriverà da nessuna parte, perché
Se io dirò fai 5, lui sarà sempre in dubbio, no, magari faccio 6, faccio 7 e lo farà probabilmente. Se io dico mangia X, lui comincerà a pensare no, ma magari è meglio se mangio di più. E quella roba lì non funziona. Tu devi avere una strada, che poi sia giusta o sbagliata, quello si vede alla fine. Ma tu devi credere fermamente in quello che il coach ti sta dicendo in quel momento. Quando questa cosa qua svanisce, sono io il primo a fare un passo indietro e dire via. Via, certo. Liberi, è giusto che cambi strade, è giusto che trovi qualcuno di cui ti fidi e allora lì, ripeto, può anche lavorare peggio di te, ma se ti fidi funzionerà meglio. Io sono d'accordo sul fatto che un conto è mettere in discussione e un altro è chiedere per confrontarsi col coach. Io immagino che Luca Assolutamente. sia talmente un soldato che probabilmente non cerca il confronto. Mi confermi questo? Fa e basta. Lui è uno di quelli che tu scrivi e lo esegue, però cerca allo stesso tempo, quando ad esempio nelle sessioni one to one o negli allenamenti anche che abbiamo fatto insieme, è uno che cerca di capire perché abbiamo fatto determinate robe, perché stiamo facendo determinate robe. Quindi è uno che non è che, ok, facciamo il leg curl così, ok, ma perché me lo stai facendo fare così? Allora sono io che devo spiegare, devo fargli capire il perché. E questo è una cosa che secondo me l'atleta nei confronti di un coach deve fare, perché comunque gli atleti cambiano coach, e cambierà anche Luca. Mi auguro di no, ma cambierà perché ci sta anche, è giusto provare altre strade diverse, ma è giusto anche che imparino. Quindi non è che deve essere solo una statuetta che gli dai il comando e esegue, deve capire perché sta facendo determinate cose, perché tramite quello poi sarà in grado anche di gestirsi in un futuro, di capire e di scegliere anche un coach in base a alcune nozioni che sono state date. 100%. È tornato? No, ho detto che è Va, sparito. viene, vai, viene. Lele, progetti futuri, poi ti lascio andare. Poi vediamo se Luca rientra, così ci faccio due chiacchiere anche con lui. Lo finisco di domande, finisco lui poi. Progetti futuri, allora, non so se lo dirà Luca, beh, lo posso spoilerare io, tanto sono il coach, sono il capo, quindi fa niente. Dopo la Pro Card abbiamo fatto questa discussione qua, eccolo qua, vediamo se dopo una stagione così, è vero che Luca non ha dovuto fare una dieta estrema perché la prima gara sì abbiamo tirato un po', siamo arrivati a circa 150, non è mai sceso sotto i 150 grammi di carbo Ok. per la prima gara, poi dopo in realtà è stato sempre sui 380, 400, quindi è stata una preparazione molto semplice. Quando fai questo tipo di preparazioni generalmente riesci anche a creare meno fatigue, meno stanchezza, quindi riesci anche a fare stagioni sicuramente più lunghe e a migliorare nel tempo. Quindi sapevo che le scelte potevano essere due, o quello di dire, boh, direi che per quest'anno abbiamo fatto più del nostro dovere, oppure indagare come ho fatto all'interno e un po' più nell'intimo, assicurarmi che tutto fosse al proprio posto e proporgli, vediamo se ci sente. Sì, vi sento, scusatemi, Oh, ho rifatto cambio telefono, ok. ho Dicevo, chiuso anche l'altro. si può spoilerare il progetto futuro? Sì, dai, perché tanto ho sentito che sei tu il capo, sei il coach, quindi fai cosa vuoi, per me è perfetto. Quindi Pensavi, che te l'hai stato sentito. dopo un'attenta analisi e la certezza che comunque il fisico di Luca è rimasto in forma anche se adesso è in vacanza, non si è allenato, l'ho tenuto un pochino più libero, eccetera, però è uno che non è difficilmente esce fuori forma. Abbiamo deciso già quest'anno, abbastanza breve, di fare il primo esordio da pro. Grande, grande. Quindi subito quest'anno. Svela tu la tappa. Svelo io la tappa? Beh, in realtà, cioè, in teoria ce l'abbiamo, ma dobbiamo deciderla ancora, cioè, nel senso, Vabbè, abbiamo... abbiamo... quella c'è, dai. Vabbè, dai, Vai. facciamo la Francia, facciamo la Francia. Quando? Marsiglia, fine ottobre. Ah, breve, cavolo, wow. Si possono già contare le weeks out quasi.
Sì, quasi dai. No vabbè, adesso vabbè, devo ringraziare Lele che mi ha dato questi vabbè, a me personalmente la palestra mi manca, questi 10 giorni coach, perché comunque il cardio la mattina, soprattutto stamattina, mamma mia, non ce la facevo. Però, sì, non vedo l'ora di ripartire. Questi 10 giorni qui mi hanno dato, diciamo, quella tranquillità per poter poi ripartire di nuovo e stare bene chiuso dentro, no, Lockheed, quindi non vedo l'ora di ripartire. Sono molto contento di avere Lele che comunque mi ha spronato anche lui, no? In un certo senso a dire dai facciamola, perché no, perché qui, perché là, quindi io poi sono sempre d'accordo con lui, nel senso che qualsiasi sia la scelta, se lui pensa che sia la scelta giusta da fare, per me è giusto che si faccia, quindi indipendentemente da tutto. Quindi sono contento. Adesso vediamo. Vediamo cosa Grandi si, ragazzi. cosa si Tocca inventa fare per la dieta. queste. Eh? Ci tocca fare la dieta, vabbè. Vabbè, Per adesso modo ecco, di lui poi dire. sempre. 300, Ah, 300 coach, grammi di carbo, ci io non metto la faccio No, dieta firma. comunque. Io di comunque più, non faccio. magari 300. No, vabbè, dai. 400. Aspetta, allora, devo dire questo perché prima io sì, io sono sempre stato, cioè, sono sempre soldato da questo punto di vista. Qualsiasi cosa lui mi dice di fare, la faccio, indipendentemente. Però ho avuto un mezzo dubbio l'ultima preparazione, quindi quella per Bradford, perché dicevo, coach, ma io non mi sento in preparazione, cioè ero quasi a mezzo chilo di carbo al giorno, per farti capire. E io dicevo, coach, ma siamo sicuri? Non dobbiamo arrivare più tirati, non dobbiamo arrivare più così. E fa, tu stai tranquillo, non voglio svuotarti, eccetera, eccetera. Vabbè, va bene. No? E poi alla fine il risultato è arrivato, quindi non c'è. Lele, uno come te che tira sempre l'osso e non si sente pagato se non soffre davvero, se non è in trincea. Come hai fatto a dirgli di stare tranquillo se non si sentiva in preparazione? Io ho dovuto fare un lavoro mentale su me stesso. Sì, E- no, no, ma nell'ultimo anno, diciamo da quando mi sono messo un pochino più in veste da coach, ho dovuto fare un passo indietro rispetto a, cioè dividere l'atleta Lele e dall'atleta Ci e credo. il coach Lele. Quindi adesso devo fare non quello che vorrei fare io, da atleta posso fare quello che voglio. Cioè io voglio soffrire la fame, è una responsabilità mia, il prezzo lo pagherò io. Ma non posso permettere ai miei atleti di fare i miei stessi errori. Quindi io so che loro mi vedono e spesso ricercano quelle sensazioni perché mi prendono come riferimento. Ma io ho fatto parecchi errori nella mia carriera e mi son serviti a capire cosa è giusto e cosa è sbagliato. E una delle cose che ho capito, una forse delle differenze più grossi dai primi anni agli ultimi anni che ho gareggiato, è che quando un atleta è stanco, morto, se m'avessi chiesto 4 anni fa, 3 anni fa, t'avrei detto: "È giusto così, allora vuol dire che sei in forma". Ora ho capito che quando l'atleta è stanco e demolito, probabilmente sul palco porterà un fisico stanco e non esplosivo. E l'ho provato su di me tutte le volte che i giorni prima della gara mi sentivo bene, ho quasi sempre vinto, se non vinto tutte le volte. Tutte le volte che 2, 3 giorni prima della gara ero uno zombie che strisciavo, non ho mai portato la mia forma migliore. Quindi devo impedire ai miei atleti di fare gli stessi errori e Luca non è l'unico caso, ce n'ho veramente tanti che mi chiedono: facciamo di più", devo fermarli. Cioè io adesso sono più le volte che faccio fare un passo indietro ai miei atleti rispetto a che spingerli al limite. E Perché questo, an e questo Lele, vai. dico, ti serve anche a te stesso da atleta, cioè queste esperienze da coach ti insegnano un qualcosa per migliorarti anche, per farti fare a te stesso un passo indietro. Quello sì, però io dico se allora, io dal punto di vista del coach devo ottenere il massimo risultato a livello fisico e estetico dell'atleta. Dal punto di vista mio, io l'ho sempre detto, a me del risultato sì interessa, ma a me la cosa che interessa di più, te l'ho anche detto te quando ci siamo Sì, me lo allenati ricordo. insieme,
e vedere fin dove posso spingermi oltre. Quindi io su di me posso fare tutti i test che voglio, posso uccidermi, l'avete visto quest'anno. Quest'anno ho fatto una preparazione che penso, non per presunzione, ma credo che poche persone sarebbero state in grado di portare a termine una roba del genere. Che non vuol dire che sia giusto, attenzione, però a livello di resistenza psicologica e fisica è stato una delle cose più dure che abbia mai fatto. E nonostante non sono neanche riuscito a salire sul palco a Pittsburgh, quindi sia stato un risultato veramente super negativo, dall'altra parte sono contento di aver fatto quella roba là, perché ho visto quanto cacchio posso essere forte. E ripeto, non parlo di risultato estetico, non parlo di posizionamento sul palco, parlo proprio di crescita a livello mentale, che riuscirò poi a portare in tutti gli altri ambiti, quindi non solo nel bodybuilding. Riuscirò a portare nel lavoro, riuscirò a portare magari in situazioni difficili, a riuscire a non cadere, ma a riuscire a tirarmi sempre su, a riuscire a resistere ad alcuni colpi bassi, mettiamola così. Quindi è una crescita per me da quel punto di vista, però lo posso fare solo io su di me. Chiaro. Non posso assolutamente permetterlo agli atleti. Poi se lo vogliono fare per i cavoli loro, io mi taglio fuori da lì. Cioè io ti posso dire: "Guarda che è una cagata colossale, guarda che non raggiungerai l'obiettivo, vuoi farlo? Vai". Però non posso essere io a fargli fare questo errore qua. Io devo cercare in tutti i modi possibili di evitare gli sbagli che ho fatto io, per, come nel caso di Luca, metterci un decimo del tempo a arrivare al risultato. Questo è sinonimo di grande intelligenza per un preparatore, penso. È sinonimo di crescita. È sinonimo di crescita, di esperienza, di un insieme di cose che mi stanno formando e mi hanno formato. E come dico sempre, da tutte le esperienze, sia in negativo che in positivo che ho avute, io ho sempre preso una parte e fatta mia. Quindi mi sono costruito poi quello che reputo giusto da fare in veste da coach, e quello poi che voglio fare io per passione mia in veste da atleta. Ma è molto importante dividere questi due settori, perché sennò secondo me non riesci né a eccellere né in uno né nell'altro senso. Quindi ho dovuto per forza fare questa scissione di personalità, tra virgolette, che però, visto i risultati che sto avendo, sia con Luca ma con anche altri atleti, effettivamente la scelta giusta sta pagando. 100%. Lele, ci hai dedicato un'oretta, sei stato il top, visto che comunque i ragazzi non lo sanno, tu sei a Dubai e lì non sono le 9:30, bensì le Le 11:30. 11:30. Fare il pre-nanna. Ti lasciamo andare a fare, il pre-nanna. E Lele, prima di andartene ti lascio mandare un messaggio a Luca, che ce l'hai qua di fronte, magari vi sentite tutti i giorni, su questo ne sono sicuro, però una cosa che magari non gli hai ancora detto. Se fai ancora il pan bauletto con l'affettato e i cereali proteici sotto gara, ti taglio la testa. Questa qua è una spinta che mi ha dato, e adesso io vado e Luca vi racconterà questo aneddoto, perché c'è da ridere. Posso C'è da condividere ridere. questo con te, presente? Voglio dire Vabbè, ancora vai, questa, però, dai. dico ancora questa, perché non avevo ancora comprato il sale in bustine. E non ho neanche la bilancia, neanche il bilancino, no? Le si mette già. Io fino a... Io fino a Rimini ho pesato il sale con ChatGPT. Ma in che senso? Come hai fatto? Prendevo un cucchiaino di sale, gli facevo la foto e chiedevo a ChatGPT quanti grammi di sale fossero. E questo quando... La mia E quindi faccia dice tutto.
allucinante, sì, proprio. Io poi sono la pigrizia in persona, anche a livello di dieta. Cioè, più cose semplici mi dai e meglio è, perché non sto a inventarmi niente, cioè so che devo metterci riso e pollo con riso, riso sopra il pollo o il pollo sopra il riso, però più di lì io non esco, nel senso, cioè rimango lì, non vado oltre. Infatti non so se hai visto da queste storie, la mia fidanzata ha detto vabbè dai ti faccio qualche pancake io perché mi sono, mi sono mezzo messo io, ho fatto un casino che metà basta, ho detto vabbè dai. Ci penso io. Lele Sì, ti ha lasciato con questa massima del sale per darti la ma la sapeva buonanotte. già, la Ah, sapeva, lo sa, No, te lo ma sa. la sapeva. fatemi raccontare quella del pane mentre io vado. Adesso ce lo racconti. Ciao Lele, buona Ciao, serata. grazie mille ancora Ciao dell'invito, ciao Lele. ragazzi. Ciao coach, Lu, eccomi. eh, mi continui a sentire? Mi senti? Sì, ti sento e ti vedo. Seguendo, io leggo tutti i messaggi che mi mandate. Le domande volevo solo rispondere alla fine. Ci sono delle domande che ti hanno fatto, poi ne ho anche io. Io purtroppo non sai che non riesco a vedere la chat Te le dei faccio vedere io qua a messaggi. schermo intero. Bravo, Qui un ragazzo perfetto, preferisco. chiede come riuscivi a conciliare l'allenamento del lower body con il calcio? Primi tempi, quindi. Sì. Io allora mi allenavo allora, a calcio, avevo 3 allenamenti a settimana più la domenica la partita. Quindi io nei giorni di riposo andavo in palestra semplicemente. Poi io lì studiavo, quindi avevo più tempo a disposizione per comunque potermi gestire lo studio con l'università, quindi c'era magari ecco, delle lezioni che potevo seguire, delle lezioni che potevo anche non seguire, studiare. E quindi io lì facevo 4 giorni calcio praticamente e gli altri 3 facevo palestra. Ok. Praticamente. Nei giorni di riposo andavo in palestra, quindi Sì, immagino quello che facevo comunque così. i leg day non fossero come i leg day alla No, Lele. assolutamente no, erano qualcosa di un po' più funzionale per il calcio, semplicemente, anche perché io come gambe sono sempre stato abbastanza grosso. Giocando a calcio sono riuscito ad averle già comunque belle stondate, fin da piccolo proprio, anche ti parlo di scuola media, avevo già la gamba comunque disegnata. Non era la gamba grossa, ma comunque ho delle foto di me da piccolo alle medie che avevo già una buona gamba. Una buona E gamba a poi livello di shape proprio, sì. sì, esatto, esatto. Poi con comunque le accosciate, i carichi, comunque aggiustando, diciamo, l'allenamento, sono esplose un po' di più, ecco, quello sì. Come rispondevi con i recuperi tra un allenamento e l'altro? Cioè, facevate 3-1 riposo o 6 su 7? Immagino che qui si riferisca all'ultima parte, insomma, la preparazione. Sì, allora io ho sempre fatto, allora abbiamo sempre suddiviso push-pull legs, quindi facevamo 3-1, Ok? 3-1, praticamente era sempre così. A meno che diciamo ho il push-pull legs su 5 giorni a settimana, quindi facevo 3, riposo 2, e poi riposo, Ok. poi 3, riposo. Quindi dal lunedì al mercoledì, poi il giovedì riposo, venerdì, sabato, domenica riposo, e poi lunedì così via. Di solito ho sempre gestito così. Avevi una monofrequenza, immagino, sui gruppi forti e una multi sui carenti? Sì, però diciamo che ecco, il focus variava, cioè varia, perché comunque l'allenamento, se devo essere sincero, non è mai cambiato, sia dalla fase, diciamo, di massa che dalla fase poi di cut. Ah, Una cosa, sì, una cosa molto fondamentale, secondo me, e secondo Lele anche soprattutto, che ha dato la possibilità di mantenere, diciamo, il più possibile i volumi e che i carichi non sono mai scesi. Io ho ancora adesso gli stessi carichi che avevo in bulk. Sicuramente, ecco, abbiamo ridotto un po' il volume, leggermente il volume, quindi per io di forza. solito sì, però i carichi sono assolutamente gli stessi di tutti i gruppi muscolari, quindi questo ho cercato di mantenerlo il più possibile perché Lele ci tiene tanto a questo ed è stata secondo noi la strategia poi corretta perché mi ha dato la possibilità ecco, di non andare poi
a perdere quello che è stato poi costruito, quello sì. Non è sicuramente una cosa così tanto comune mantenere identici i carichi senza perdere nulla, e lo puoi fare intanto se cali il volume, come dici tu, Sì, ovviamente. sì. Però comunque non è scontato, è sinonimo comunque di un conservare la massa magra nel migliore dei modi, 100%. Sì. Questa è una domanda interessante che ovviamente col fatto che ti sei spinto fino alla federazione IFBB, uno si può chiedere come Salvatore dove pensi di poter arrivare nel bodybuilding, e questo sono curioso anche io di chiedertelo, e poi se ti intimorisce il fatto che potresti incontrare persone falsamente natural, ma che magari questo nelle federazioni natural, ecco, però in IFBB non ti spaventa il fatto di poter incontrare comunque persone che la categoria è giusta, però insomma a livello di margini hanno ovviamente una spinta in più, una marcia in più di te. Sì, certo, vabbè, questo io sono sempre stato molto ambizioso. Sono sempre stato molto ambizioso, quindi cerco sempre di perdonami, scusi, bevo un sorso d'acqua. Vai tranquillo, vai tranquillo. Anche io ogni tanto mi strozzo. No, è che con l'aria condizionata fa caldo e mi sta spezzando la gola. Scusate, la mia fidanzata dice che sono anziano. No, che ecco, dicevo, io sono molto ambizioso, quindi spero, ecco, adesso diciamo il mio sogno era passato da poter salire sul palco, quindi Sì, semplicemente salire sul palco, in e frettissimo. ora l'obiettivo, diciamo, non me la sento di dire, di dire subito obiettivo perché mi sembra esagerato, ma il sogno sarebbe quello di provare ad arrivare al Ben Swider, no? Quindi vorrei cercare di rimanere natural, quello sicuramente, almeno al momento sì, non ho intenzione di fare quel salto lì, ma perché ho delle mie motivazioni adesso, diciamo, che mi spingono a stare natural, ecco, ma non giudico assolutamente nessuno, anzi, io sono Sì, super certo. d'accordo con chi fa questo tipo di scelta, anzi. Quindi non voglio fare questa distinzione enhanced e natural, secondo me tutti facciamo bodybuilding e dovremo tutti, secondo me, collaborare tra di noi per portare in alto il bodybuilding, quindi non c'è nessuna differenza. Dove penso di arrivare? Io dove spero di arrivare il più in alto possibile sicuramente, poi se un domani faccio la scelta di passare dall'altro lato, spero di fare meglio, il meglio che posso anche lì. Poi io sono dell'idea che se tu punti al 10 al massimo prendi 9, se punti al 6 va male, prendi l'insufficienza. Quindi spero sempre di poter arrivare il più in alto possibile, mantenendo sempre i piedi per terra sicuramente, perché quello che ho fatto sì è, è, è un qualcosa di impensabile, però alla fine ce l'ho fatta, quindi vuol dire che qualcosa valgo, ecco, quindi ho le carte in gioco, ho le carte in mano per poter provare. Poi ho fatto talmente tanto pochi palchi che ancora, ecco, non ne devo calcare ancora tanti altri, diciamo, per poter capire veramente il mio potenziale, quello sicuramente. Tutto questo rush velocissimo di vittorie, pensi, cioè, come posso dire, riuscirai comunque sia a goderti il palco allo stesso modo, anche se hai già collezionato tante vittorie? Cioè, ti aspetti sempre quello adesso? O come diceva prima Lele, sei pronto anche effettivamente per perdere semplicemente, che arriverà ed è normale? Sì, quello sicuramente sì. Nel senso che so che ho fatto davvero qualcosa che è straordinario, quindi è E lo fuori è. dall'ordinario. Grazie. Però so benissimo che devo ancora imparare tanto, quello sicuramente sì, anche perché, come ho sempre detto, ho incontrato degli atleti, ma stesso
a Rimini o a Milano anche, che non hanno nulla da invidiare a me. Quindi so benissimo che devo dare sempre di più e fare sempre meglio, e come dicevo prima, devo imparare ad avere un po' più di consapevolezza in me stesso, quello sì, perché devo essere un po' più duro con me stesso e dirmi sì, Luca, però lo puoi fare, nel senso, no? Mhm. E poi vedremo, ecco, poi quando sarò sul palco vedremo comunque i giudici e tutti gli altri atleti, però so benissimo che adesso il livello è molto più alto, sicuramente il livello è molto più difficile. Ogni gara che ho fatto dicevo sì, però la prossima sarà più dura, sì, però la prossima sarà più dura. Ora sono contento perché poi è andato tutto bene, però poi di sicuro, se dovesse arrivare, per quando arriverà, devo essere io comunque pronto sicuramente, ma come dicevo prima ho Lele al mio fianco che sa benissimo quale strada devo prenderla e come, quindi Sì. sono tranquillo. Io ho la serenità, diciamo, dalla mia parte, che ho lui vicino, e so che se faccio il 100% di quello che dice lui, io ho portato il 100% della mia condizione, quindi ecco, questo posso fare. Da quanto tempo sei seguito da Lele? L'avevi detto inizio live. Sì, da 2 anni. Da Due due anni. anni che sì, e io ho un background sì, che qui anche, diciamo, a molti ha fatto sorridere questo, nel senso che io ho fatto praticamente 2 anni in garage, e poi ho fatto 2 anni e mezzo in palestra, ed adesso è 2 anni che mi segue Lele, quindi praticamente mi alleno da 7 anni. Cioè, se Però pensiamo ai traguardi che hai raggiunto è veramente pazzesco, eh. eh, Pazzesco. però cioè, proprio vere e proprio in sala pesi sono 4 anni che sono proprio dentro la palestra. Io per i primi 2 anni ho sempre fatto solo garage. Poi io sono sempre stato sportivo, quindi cioè io tipo gioco a calcio da quando ho 4-5 anni. Sono sempre andato tipo in minimoto, comunque ho fatto tennis, ho fatto squash, ho fatto il basket anche per qualche mese, così giusto perché volevo provarlo, solo che sono alto 1,72, quindi non... Ah, ho ti fatto... facevo più alto. Sì, sono Beh, sei alto come 1,72. me. 1,72, sì. Il triplo in larghezza, ma sei alto come me. Abbiamo... Sì, non sono tanto alto io, no. Vorrei avere l'altezza di mio fratello, che lui è 1,80 e passa, ed è bello grosso anche lui, solo che è un testone, non ha la mia disciplina. Io a lui l'ho sempre detto, sarebbe un bel A lui, open lui, sicuramente. a lui l'altezza e a te la larghezza, a te i muscoli. Vabbè, va bene così. Va bene così, va bene così. Lu, ma dimmi un po', senti un po' di pressione dopo tutte queste vittorie qua? Dirti di no sarebbe una bugia, nel senso, ma le pressioni me le creo io, perché E sono molte io volte sì, è che, vero. perché sono io che voglio cercare sempre di tirar fuori che, il meglio che posso, anche perché, come hai visto, abbiamo cercato sempre di alzare la, la- la- la difficoltà Asticella, sì. dell'asticella, esatto, ad ogni gara. Quindi abbiamo iniziato da un Milano Regional per poi andare a Rimini e andare a vincere la Pro Card. Lele mi fa, bene, ora sei pro, sfruttala. E quindi subito il giorno dopo, subito Pro League in IMBB, e poi da lì subito, va bene, ora andiamo in NPC. Quindi cioè, abbiamo sempre alzato il livello, quindi non ci siamo mai accontentati. Poi leva il fatto che sono andate bene, ok, però è diciamo nella mia, ma anche nella nostra indole, perché io mi ritrovo tanto in Lele. Sono molto simile a lui, secondo me. Ed è bella questa cosa, perché riesco comunque a confrontarmi un po' con me stesso da una parte, no? Bello. E capisco bene, cioè, con tutto il rispetto per Lela, ci mancherebbe, io non sono nessuno, quello mettiamolo in chiaro, però a livello Ormai è troppo emotivo, tardi. Ormai a sei livello qualcuno. emotivo, no, assolutamente no. E quindi, ecco, questo mi ha dato anche la possibilità di poter andare a scavare sempre di più e diventare sempre meglio, no?
Quindi le aspettative alte ce le ho sempre io da solo su me stesso, mai gli altri su di me. Quello no. Però sì, un po' di pressione ce l'ho perché voglio fare bene, voglio fare sempre meglio e vincere aiuta a vincere, sì, però bisogna stare attenti, ecco, quello sì. Verissimo. Ti faccio le ultime domande, Lu, poi ti lascio andare, che sei stato super gentilissimo e disponibile. Ma ci mancherebbe, a me fa super piacere, se vuoi stare ancora un'ora, io anzi, guarda, sì, a me fa piacere. Allora, intanto ti chiedo una tua idea del perché gareggiare oggi e del perché tu hai scelto di gareggiare. Qual è la motivazione che è abbastanza solida da giustificare i costi fisici, mentali, economici di una prep? Sì, allora vabbè, innanzitutto ho scelto di gareggiare. Allora, io avevo l'idea di salire su un palco, ma non sapevo quando. Mi sono affidato a Lele e gli ho detto: Lele, quando tu ritieni che io sono pronto, me lo dici e da lì poi iniziamo. E già Quindi ti sei posto nella maniera più intelligente. io non, cioè, perché se fosse stato per me, certo, dopo 6 mesi dici, dai, ora mi dice che andiamo in prep, ora mi dice che andiamo in prep. Perché poi, se devo dire la verità, io ho iniziato con l'Ele, diciamo così, era gennaio, se non sbaglio. E ci siamo visti a luglio, ero andato in Venom a fare un allenamento lì con lui, e l'Ele mi fa, ma sai che tu sei quasi pronto? Ed era mezzo tentato già a farmi fare qualcosa all'inverno dell'anno scorso. E lui mi ha detto, tu come ti senti? E ho detto, guarda, io sarei sul palco oggi, però voglio che sia tu a scegliere che cosa sia meglio per me, perché non volevo condizionarlo, perché avevo paura comunque anch'io di essere un po' acerbo, no? Quindi ho detto, aspettiamo il momento giusto. Lui si era preso 2 giorni, mi ricordo, mi ha detto, guarda, ci penso su, guardo le tue foto, guardo un po' tutti gli allenamenti, eccetera, eccetera, e ci penso. E poi mi ha detto, guarda, facciamo così, stai ancora salendo di peso, mi ricordo che ero sugli 87, scusami, ero sugli 87 kg e stavo pian piano comunque continuando a mettere su chili e sono arrivato a novembre che ero sui 90 e mezzo, 91 quasi. Però non ero sporchissimo, Cioè, cioè, scusami se ti interrompo, però anche per sì. far capire, 1,72 per 90 kg e mezzo non sporchissimo vuol dire che, insomma, c'è della magra, tanta. Sì. Cioè tu sei proprio portato, te ne rendevi conto di questa cosa, no? Te ne rendi conto. Cioè adesso è Sì, facile rendersene conto dopo che hai vinto tutto, ma anche prima. ma io davvero, a me faceva strano che io soltanto allenandomi in garage con 2 manubri e una panca, Eh, riuscivo a prendere peso così facilmente, con delle nozioni prese dai video di Lele, dai video di Presti, dai reels su Instagram e su TikTok, per dirti. Quindi, cioè, io davvero sì, sì, non ho non ho geneticamente sicuramente sì, favorito. ho fatto degli errori sicuramente nelle esecuzioni che non ti sto neanche a dire adesso che cioè, ora che ci ripenso mi vien da ridere, perché cioè io mi ricordo che facevo l'alzata laterale, una delle prime volte che ero in palestra facevo alzata laterale al cavo basso ed ero convinto che fosse per il dorsale, perché io sentivo il dorsale cioè robe fuori di testa, E cioè, e sei davvero, cresciuto. cioè, assurdo, assurdo. Bevi, Quindi, bevi. Ti faccio bere adesso, devi bere, vai grazie. tranquillo. tranquillo. A parte che non voglio che ti ammali per la live. No, ma No, perché figurati, poi mi io trovo Lele sotto casa. no, ma sono in vacanza, quindi cioè, se la colpa è la mia, ci manca. No, no. No, però quindi ti dicevo, per cui me ne sono accorto subito che comunque, cioè, riuscivo a crescere tanto muscolarmente, per cui ho detto, vabbè, vediamo se affidandomi ad un professionista le cose cambiano davvero e sono cambiate molto, ecco, quello sì. Prima me l'hai detto, no? Che la cosa principale che hai sentito, che ti ha regalato Lele a livello proprio di skill è il mindset. Quindi immagino che sia l'approccio per come tu approcci appunto la sala pesi, il set, la ripetizione stessa.
Hai più fatto tesoro di quello, mi confermi, o delle correzioni tecniche, o insomma tutto fa? Cioè, ti ha proprio stravolto come atleta, Lele? Sì, tutto, se devo dire la verità, tutto. Io mentalmente ehm, sono sempre andato a cedimento in tutti gli esercizi, cioè sempre. E lui mi ha... Cedimento come intendeva Lele? Cioè, tu riuscivi già a spremerti così? Sulle gambe così, devo essere sincero, ho sempre un po' tirato il culo indietro, perché dicevo, vabbè, sono un po' avanti, no? Dicevo, vabbè, erano già abbastanza grossi, dicevo, vabbè, dai, posso anche tirare Ci un po' sta. indietro, vabbè. Sul resto no, soprattutto sul petto, io ci ho sempre dato, multifrequenza, le avevo provate tutte anche da solo. Però no, ho notato che non riuscivo a mettere la stessa massa che metto sulle spalle, sulle braccia, sui tricipiti, ma soprattutto sulla schiena. E dove secondo me sono migliorato tantissimo con l'ele è la schiena, perché ho imparato tantissimo ad allenarmi meglio a livello di contrazione, sentire meglio il muscolo, arrivare a quel cedimento tecnico lì, se non anche oltre, soprattutto con lui. Quindi i one to one con lui mi hanno stravolto sicuramente. Se devo dire la cosa proprio principale che mi ha fatto migliorare tanto è stato quello, sicuramente l'allenamento, perché sono migliorato su tutto, sia come diciamo gestione del carico soprattutto. Una cosa che non facevo mai era la gestione del carico. Vero? Io quello, diciamo, è la skill, diciamo, principale che ho imparato, la gestione del carico semplicemente, non tanto magari perché l'esecuzione secondo me la puoi anche un po' sporcare e la devi sporcare magari quando c'hai... Perché io la vedo sempre un allenamento o comunque una scheda, io la vedo come una gara di macchine, no? Tu sei in pista, sai che in quel periodo lì tu sei in rettilineo, quindi sai che quella settimana lì tu puoi provare anche ad andare dritto forte al massimo e sporcare anche un po', no, l'esecuzione per provare a diventare più forte. Però poi arriva la curva, quindi devi iniziare a frenare e gestire bene la frenata per far bene la curva e uscire di nuovo a bomba. Quindi l'allenamento io lo vedo un po' così. Ci sono dei momenti in cui tu puoi darci secco, quindi puoi sporcare un po' l'esecuzione e provare a mettere magari quel chiletto in più per diventare più forte, ma poi ci sono quei momenti dove devi fare bene la gestione del carico, bene la contrazione, andare bene con il tempo sotto tensione, con la gestione del carico, soprattutto anche nella fase negativa, perché quando sei stanco che arrivi all'ultima ripetizione, io facevo sempre l'errore dell'ultima che la lasciavo, no? Invece, se hai sempre quella gestione di sentire sempre il muscolo, è diverso ed è quello che secondo me mi ha dato anche tanta... Cioè, questo è uno dei tanti accorgimenti che mi hanno fatto un po' cambiare il modo di pensare all'allenamento, no? Ho detto vero prima perché mi sono allenato con l'Ele e la cosa che ho portato a casa è stata, come dici tu, riuscire a gestire nel migliore dei modi il carico e renderlo profittevole sul muscolo target. Bravissimo, quello. Se devo dirti un'altra cosa, sicuramente l'approccio con cui l'Ele va sotto i pesi, quindi come approccia il set allenante, ma ancora di più la gestione del come svolge il set allenante, quindi la gestione del carico. Sì, ti do assolutamente ragione. Quindi siamo in linea su quello che ci portiamo a casa da lei. Io Sì, in un'occasione, tu in più volte, quindi avvalori ancora di più. Ehm, sì, mi è andata eh, bene, dai. sì. Stasera ho conosciuto sicuramente un ragazzo umilissimo, cioè trapela proprio questa cosa ed è un complimento. Grazie, grazie mille. Cosa pensi che ti permette di rimanere il ragazzo di Cenjo? Vieni da lì? Sì, sì, esatto. Mentre intorno Meno cresce di 5.000 l'etichetta. abitanti. Esatto, cos'è che ti permette di rimanere Luca Talento di Cengio mentre intorno cresce e si sviluppa l'etichetta di IFBB Pro? Pensi che sia difficile col tempo restare così umile come sei? È una cosa che vorresti?
Sì, ma non penso che sia difficile, nel senso io sono sempre stato così. Ho avuto la fortuna anche solo quando giocavo a calcio comunque di partecipare a diversi provini, io ero molto bravo a giocare. Fin da piccolo, già alle medie, avevo fatto diversi allenamenti con delle squadre di Serie A, ho fatto diversi provini, ma Urca. i miei genitori mi hanno sempre insegnato di stare con i piedi per terra e mi hanno sempre detto che se sono fiori, fioriranno, che se sono rose, fioriranno. Quindi mi hanno sempre tenuto, perché comunque già fin da piccolo io avevo la possibilità di andare a studiare a Milano, provare ad andare nel Milan. Però i miei genitori, ad esempio, mi hanno sempre tenuto a casa perché avevano paura un po' di perdermi, no? Comunque in quegli ambienti lì puoi diventare chiunque come puoi diventare nessuno, e mi hanno sempre dato gli insegnamenti giusti per poter rispettare tutti, ma anche essere rispettato senza farsi mettere i piedi in testa, ovviamente. Però mi sento di dire che sarò sempre così, ma perché sono fatto così e sono sempre stato così, i miei genitori mi hanno insegnato così e difficilmente posso cambiare, nel senso che eh, sono molto contento, diciamo, io il Luca atleta è quando si mette il tan ed è sul palco, poi il Luca di tutti i giorni è anche quello che uno incontra all'interno della palestra, che se vuole fare due chiacchiere con me, perché no? Anzi, cioè, non sono nessuno, come dicevo prima, quindi, ma anche se un domani dovessi essere chissà chi, io direi e rimarrò sempre me stesso, perché sono fatto così proprio, quindi non penso di cambiare, ecco. Non c'è pericolo e voglio fare questa considerazione: come i tuoi genitori sono stati un ottimo esempio per te, penso che tu sia un ottimo, ottimo esempio per chi si approccia a questa disciplina, quindi per i più giovani. Grazie. Rimani coi piedi per terra, seppur veramente hai appena, e appena intendo veramente neanche un mese fa, vinto tutto quello che si poteva vincere, almeno in questo anno Grazie con Lollo, l'Italia. davvero. Sì, io spero Ehm, sempre, se mi permetto, dare un consiglio a tutti i ragazzi che si approcciano, perché io comunque con i miei genitori ho un bellissimo rapporto, sono molto contento, ma con tutta la mia famiglia e soprattutto anche con tutti i miei amici che mi sono stati vicino comunque in questa preparazione, nessuno di loro mi ha mai fatto pesare, diciamo, le mie rinunce, e infatti non c'è mai stato nulla che mi ha dato modo di farmi pensare di smettere la preparazione. Uno, perché sono molto determinato, quindi neanche se cadesse il mondo, diciamo, mi sarei fermato. E quindi ci tenevo a ringraziare un po' pubblicamente tutti, ma volevo dire soprattutto a chi si approccia adesso per una nuova preparazione o comunque il mondo del bodybuilding. Io con i miei genitori all'inizio ho avuto un po' di difficoltà perché non mi ritrovavo la creatina, vedevo che le mie proteine sparivano da un giorno all'altro, le analisi del sangue erano leggermente sballate, quindi era colpa dell'allenamento, colpa della dieta, colpa. Quindi ci siamo passati un po' tutti. in più mia madre è infermiera, quindi cioè, per motivi Urca, ancora te l'avrei grazie che lo è, chiesto però, te l'avrei cioè, chiesto. ancora grazie che lo è, ci mancherebbe. Però quindi c'era proprio quell'idea, no? L'etichetta del bodybuilder, no? Certo. E quindi se io poi sono riuscito a spiegargli comunque cioè a raccontargli bene come funziona e loro l'hanno capito. Quindi io spero che chiunque di voi abbia queste difficoltà di parlarne con i genitori e di fargli capire che comunque è uno sport come tutti gli altri e, e di informarsi bene. Comunque bisogna sempre contestualizzare il tutto, no? Senza andare avanti con delle semplici etichette. Per farvi capire, adesso mia mamma non vede l'ora di venirmi a vedere alla gara perché non è mai venuta. Fantastico, Quindi bellissimo. perché non è ancora riuscita a venire per cause di lavoro e quindi ora non vedo l'ora che venga a vedermi sotto il palco. Ti tocca quindi vincere anche l'esordio, però Vediamo. Io farò la di porti tutto a per farlo, Marsiglia. sicuramente. Io farò di tutto per farlo, poi vediamo. Abbiamo diverse
opzioni ancora, perché fisicamente ora sto bene, sono stato fermo 10 giorni, un po' mi manca Ghisa sicuramente, quello sì, però mi è servito un po' per staccare un po', dato che era da gennaio che comunque sono sotto pressione, zero sgarri, eccetera, eccetera, ancora adesso ci mancherebbe, però sono comunque al mare, sono un po' più tranquillo e quindi sono pronto per ripartire forte. Poi abbiamo diverse opzioni, come dicevo, quindi vediamo quando rientro dalle ferie, vedere un po' com'è la situazione estetica e tutto, e poi valutiamo. Di base diciamo che c'è la gara di Marsiglia, poi ci sono diverse opzioni dopo, fino a fine novembre, diciamo, quindi possiamo decidere un po' cosa fare. E boh, vediamo. Anche perché comunque economicamente, come ben sai, è dura. Poi io Sì. mi sono messo un bel gruzzoletto da parte, i miei genitori mi sono sempre alle spalle, mi danno una mano, ci mancherebbe. Però è tosta, quindi soprattutto quando, diciamo, ho fatto tutto talmente in fretta che non ho avuto la possibilità di farmi conoscere tanto e gli sponsor di oggi, diciamo che puntano più alle vendite personali piuttosto che all'atleta di turno, per cui diciamo che non vale molto la meritocrazia, ecco, questo sì mi va di dirlo. Questo sì. Purtroppo è così, ma sono sicuro che presto ti conosceranno e premieranno l'atleta che sei e, Sì, e ti toglierai delle grazie comunque, soddisfazioni fa anche piacere. da quel punto di vista. Lu, io ci tenevo dopo l'oretta fatta con Lele e ragazzi mi scuso per le interruzioni di connessione, però davvero non è colpa mia, qua si fa il possibile. E ci tenevo però Scusate. a fare questi 40 minuti assieme a te per approfondire un pochino di più il Luca, che spero davvero ti farei sempre di più conoscere sui social, spero di darti una mano perché ho trovato, ripeto, un ragazzo umile, un talento di cognome di fatto davvero un diamante grezzo che secondo me ha ancora tanto margine e puoi dire ancora la tua, potete dire la tua assieme a Lele assolutamente. Grazie, Eh, lo spero tanto, io farò di tutto per far sempre meglio, per dar sempre di più e ti ringrazio per questa occasione. Io ti seguo da tanto, quindi sono onorato di poter essere qui a fare due chiacchiere insieme a te e spero l'onore tanto mio. di poterti incontrare da vicino e fare magari un bel allenamento insieme. Assolutamente sì, lo spero anche io. Così, guarda, chiamiamo anche Lele e facciamo un allenamento di gambe a Bergamo in tre. Dai, Io non vedo dimmi l'ora. quando vai che io avrò la febbre quel giorno lì allora. Mi sono ammalato durante la live, non ci sono. Lu, Grazie. ti faccio lasciare tutti con un messaggio che tengo insomma che lanci perché i ragazzini che magari vedranno anche la live in seguito, poi magari si spulciano su Instagram se non ti conoscono Sì. ovviamente già quello che hai fatto, i risultati che hai raggiunto in così breve tempo e magari sono abbagliati, illuminati da questo splendore, no? Raggiunto così in fretta. Vorrei che gli lanci un messaggio, quello che vorresti dirgli per un ragazzino che dice wow, anch'io lo voglio e lo voglio così in fretta perché ce l'ha fatta Luca. Allora, innanzitutto bisogna affidarsi a un grande professionista, quello sì, perché io sulla base della mia esperienza posso dire che ho semplicemente seguito gli ordini, diciamo, del mio coach. Avere una piena fiducia in lui e poi la cosa importante è di non darsi fretta per salire su un palco, perché il momento giusto, diciamo che da una parte c'è, ma non c'è mai, quindi Mhm. lo sa solo un occhio esterno con esperienza, riesce a capire quando sei realmente pronto per poter salire su un palco e poi dire la tua. Quindi bisogna, uno, questo principalmente, e due, bisogna sapere che devi essere disposto a fare a far sacrifici che comunque ti mettono molto all'estremo
Detto così so che può sembrare, diciamo, la solita frase fatta, ma nel mio caso, ad esempio, ho dovuto mettere da parte diverse relazioni con i miei amici, con la mia famiglia, il mio compleanno, diciamo, le relazioni le devi un po' gestire meglio, ecco, quello sì. E la cosa importante è capire chi realmente vuole il tuo bene e quindi non si allontana da te. Come nel mio caso, io ho avuto tutti i miei amici che non mi hanno mai abbandonato, ma anzi mi hanno supportato, e quando andavamo a mangiare una pizza sulla spiaggia, io invece avevo la schiscetta, non me l'hanno mai fatto pesare. Anzi, mi hanno detto: Vedrai che questi sacrifici poi ti porteranno ad avere ottimi risultati", e mi hanno sempre spronato a fare meglio, mi hanno sempre spronato a fare di più. Per cui mi sento di dirvi di circondarvi di persone che vogliono il vostro bene e che vi aiutino a dare sempre di più, quello sì. Per quanto riguarda il tempo, io sono stato, non lo so, forse un caso super raro a fare questo in così poco tempo. Ognuno ha la sua tempistica. Esatto. L'importante è dare il 110% e seguire questi consigli che vi ho dato. Guarda, non avrei saputo chiudere la live in una maniera migliore, mi allineo davvero a tutto quello che hai detto. Grazie. Lu, grazie a te per aver accettato di presenziare a questa live, per esserti raccontato assieme a Lele, e io vi auguro davvero il meglio, ve lo meritate tutto, davvero. Grazie Grazie mille. mille, a presto, grazie ancora. Ciao ragazzi, grazie a tutti, ciao Luca, buona serata. Ciao a tutti, Altrettanto, grazie. Ciao grazie. ciao, grazie.